Conferenza stampa stamani presso la compagnia provinciale dei carabinieri di Agrigento della compagnia dei carabinieri di Cammarata che per illustrare in quanto hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, predatori contro la persona e il patrimonio, controllo del rispetto delle norme del codice della strada, numerosi controlli presso gli esercizi pubblici per la verifica del rispetto delle norme sulla tutela del lavoro, sulla salute e dell'ambiente. In sintesi sono stati controllati 287 persone, 185 veicoli, 12 esercizi pubblici e 9 circoli privati. Nelle ultime 2 settimane i reparti dipendenti del Comando Compagnia Cammarata hanno messo in atto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al controllo della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione dei reati in genere e anche al controllo di esercizi pubblici e circoli privati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di salute, lavoro e tutela dell'ambiente. Abbiamo riscontrato numerose infrazioni al codice della strada, principalmente per uso del cellulare alla guida, guida senza casco e anche sosta su marciapiede. In un'occasione c'è da riscontrare una sosta abbastanza numerosa di ciclomotori nei pressi del monumento ai caduti del comune di San Giovanni Gemini. Inoltre sono stati sanzionati tra i comuni di San Giovanni Gemini e Casteltermini 4 circoli privati per violazione della normativa di settore. Di fatto si trattava di circoli privati che si comportavano esattamente come bar locali pubblici, quindi con tavolini all'esterno, insegne, accesso diretto alla pubblica via e somministrazione di bevande e alimenti a persone che non erano soci iscritti al circolo in questione. In più a San Biagio Platani è stata chiusa e sequestrata un locale barberia completamente abusivo, senza alcuna licenza, senza comunicazione di inizio attività all'autorità competente. Di fatto si trattava di un locale chiuso senza insegne al quale i clienti, tra virgolette, chiamiamoli così, accedevano su appuntamento, suonavano il campanello, la proprietaria apriva e usufruiva di tutti i servizi tipici di un locale barberia. Anche in conferenza lei ha sottolineato che non si tratta di grandi operazioni che però fanno dei danni questi a chi invece lavora regolarmente. Fanno dei danni intesi come una percezione di minore presenza e minor rispetto della legge, soprattutto in paesi così piccoli dell'entroterra siciliano, dove si verificano questi episodi di illegalità sicuramente da tanto tempo. In questi luoghi sappiamo bene c'è un po' di ritrosia a denunciare appunto questi episodi di illegalità e quindi una volta che vengono scoperti, contrastati e sanzionati dall'Arma dei Carabinieri c'è un impatto sociale che è veramente importante e questo sicuramente è una cosa positiva che poi può sicuramente alimentare una maggiore fiducia nell'istituzione e quindi da parte del cittadino anche una maggiore apertura nel confidarsi con noi e nel vedere in noi un punto di riferimento importante.